Professor Marchi comunque è responsabile di Medicina Democratica di Livorno e della Val di Cecina e ci parlerà del mercurio in Val di Cecina, dalla geotermia all'industria cloro-soda. Grazie a tutti e anche al sindaco. Questo è già acceso? Sì. Grazie a tutti e anche al sindaco per aver invitato Medicina Democratica. È la prima volta che parliamo qui, è acqua pendente e spero anche siamo disponibili a ritornare. Medicina Democratica è un'associazione nazionale aperta a tutti, medici e non medici, a differenza dell'ISTE che è un'altra cosa. Con la quale ISTE comunque collaboriamo attivamente. Dunque, il problema mercurio noi ce lo stiamo vedendo da un'ottantina d'anni, quindi abbiamo esperienza da regalarvi gratuitamente, no? E si comincia allora di qui. Intanto c'è da dire che, ma poi dopo magari ci passiamo, questo è uno dei due libri che abbiamo messo insieme, ma ci passiamo dopo. Allora, io mi dovrei limitare a parlare del mercurio in Val di Cecina, no? E in Val di Cornia, come diciamo, area geografica di cui ci occupiamo, no? E come sapete in Val di Cecina e in Val di Cornia ci drena il massimo delle centrali geotermiche, no? Larderello, Sasso Pisano, Travale, Montieri, Radicondoli, una l'hanno aperta l'altro giorno, hanno perforato un nuovo pozzo a Radicondoli. E il Cecina, quindi il fiume Cecina e il fiume Cornia drenano il massimo della geotermia. Però appunto bisogna fare anche un passo indietro, no? Per renderci conto di dove si parte, qual è la base, no? Di inquinamento dal mercurio che riguarda specificamente la Val di Cecina. In Val di Cecina ci sono tre origini principali, tutte umane, o meglio tutte molto disumane, cioè inquinamento voluto per decenni e decenni dalla grande industria. Emissioni appunto dall'impianto Solveti-Rosignano, elettrolisi a mercurio del cloruro di sodio, emissioni da impianto Altair, oggi si chiama Altair, prima negli anni 60 era un impianto ENI a Saline di Volterra. L'elettrolisi a mercurio è una dei grandi impianti che la Unione Europea ha messo giustamente fuori legge, piano piano, nel 2010. Ha accennato Manfredi alle direttive dell'Unione Europea, no? Risale al 90 in po', i primi documenti ufficiali prescrittivi, la dismissione delle emissioni di mercurio in Europa, atlantica, attenzione, atlantica e per estensione mediterranea, ma erano partiti addirittura con la dismissione dell'elettrolisi a mercurio della parte atlantica. Poi qualcuno, meno male, li ha presi per il bavero e gli ha detto: guardate che il massimo di problemi sul mercurio si hanno nel Mediterraneo, no? Scienziati come il professor Romano Ferrara documentava 20-30 anni fa, no? I tonni al mercurio pescati nel Mediterraneo.
Quindi questa, diciamo, direttiva del 99 fissò una prima data per la dismissione delle elettrolisi a mercurio. Le elettrolisi a mercurio cosa sono? Sono processi industriali che si potrebbero fare tranquillissimamente anche senza mercurio, ma siccome gli conveniva farli a mercurio, ai grandi potentati, essenzialmente la Solvay, in tutta Europa li faceva a mercurio. Finché nessuno gli rompeva le scatole, loro hanno continuato a fare l'elettrolisi del sale, la lisi, no? lo spezzamento della molecola del cloruro di sodio, del sale comune della cucina, con l'elettricità, ricavandone cloro e soda caustica. Entrambi servono ancora e da decenni, almeno da 30 anni, pensate un po', quanto sono incoscienti chi ci governa e chi ci produce le cose, diciamo, no? La Solvay da almeno 30 anni a Rosignano studiava le membrane per fare le celle a membrana e non le faceva a Rosignano, non le applicava a Rosignano, no? Al posto del mercurio, le vendeva in Svezia, nei paesi presunti più progrediti che potevano pagare di più, no? Queste membrane speciali. Le studiava lei a Rosignano con i ricercatori di Rosignano che gli costavano 3 lire e le vendeva all'estero queste membrane. Poi con le nostre lotte, solo con le nostre lotte e anche con le prime direttive, ma che rimandavano continuamente, come vi dirò, dell'Unione Europea, anche la Solvay è stata costretta a mettere queste elettrolisi a mercurio. Dunque un primo termine era stato fissato per il 99, nel 99 per il 2000, dietro le pressioni enormi dell'industria chimica, leggi Solvay, non solo Solvay ovviamente in Europa, ma un 80% da Solvay, siamo andati avanti fino al 2010. L'Unione Europea, no? Tanto si inquina mica a Bruxelles, si inquina a Val di Cecina, si inquina altrove, no? Quindi sono andati avanti fino al 2010. Entro il 2010 sono state abolite le 2 elettrolisi a mercurio della Val di Cecina. Guardate, non si sta parlando di quante ce ne sarà di elettrolisi oggi in Italia. Oggi, ora, quelle che sono rimaste sono tutte a membrana, ben inteso, sono tutte a membrana, ma ce ne sarà 4, 5, se sono 5 già grassa, 2 di queste 5 erano in Val di Cecina. Perché erano in Val di Cecina? Perché c'era la materia prima, c'era il sale. Avevamo questa condanna, no, a morte noi in Val di Cecina di averci il salgemma nel sottosuolo, salgemma che fece grande Volterra etrusca, romana e medievale. Poi arrivò Lorenzo il Magnifico, bagno di sangue, e quella ricchezza andò nelle tasche dei banchieri fiorentini, ma è rimasta questa ricchezza, bene comune, che ancora oggi si prende la Solvay praticamente gratis. Se avremo tempo ve lo dirò subito, insomma, 1700 lire a tonnellata, quindi 0,80 centesimi di euro a tonnellata. Sale preziosissimo, unico sul globo, conservato in cassaforte dalla natura a 200, 300, 400 metri di profondità, quindi è l'ultimo sale pulito che c'è sul pianeta, perché quello di mare ovviamente è inquinato da tutti gli inquinanti del XX secolo, insomma, no?
quindi sarebbe un tantino consigliabile quello lì, conservarlo in cassaforte per i bisogni futuri, le generazioni future e sottolineo 3 volte la E, per fini medicinali, non per fini rudemente industriali. Usiamo quel sale lì solo per gli scopi fini, delicati, medicinali, non per farci la plastica poi, perché dal cloro, dalla soda caustica si fanno le bombe. Ora mi sto un po' dilungando troppo, ma dalla soda caustica ci facevano le bombe, ora non più, insomma, c'hanno altre cose. Dal cloro ci si fa ancora questi PVC, pesticidi, sostanze nocive alla fascia d'ozono. PVC, pesticidi, già qui siamo al suicidio, no? Ci rendiamo conto. Sostanze nocive alla fascia d'ozono. Quindi una prima misura sarebbe quella di ridurre drasticamente la produzione di cloro e quindi non sfondare la Val di Cecina per ricavare quel prezioso sale, sprecandone anche una enorme parte in mare, perché i vecchi impianti sorbet non riescono a usarlo, a sfruttarlo, a farlo reagire. Dunque, quindi il secondo impianto, quello Eni, ex Eni di Saline Volterra, è un quarto molto più piccolo di quello di Rosignano e quindi emetteva anche un terzo di mercurio, un quarto anche di mercurio nel fiume. E poi ovviamente in Val di Cecina l'altra grossa emissione di mercurio è dalle 28 centrali geotermiche. In Toscana ce n'è 34, di cui 28 nella Val di Cecina e Val di Cosmo, che sbocca a Piombino. Sbocca a Piombino, un sim, infatti. Allora. E 2 origini derivate, quelle lì sono le 3 principali origini del mercurio Val di Cecina. 2 origini derivate comunque collegate a questa produzione tossica, che è la discarica di Bulera di rifiuti tossici mercuriosi e non solo mercuriosi, che ora la Regione sta autorizzando il raddoppio. Quindi il delitto è in itinere, non è finito. No? La discarica di Bulera la stanno per raddoppiare. E la ex miniera di Salgemma, detta Canova, è ben descritta la vicenda nel secondo libro sul mercurio che abbiamo scritto. Questo è il primo. Lì praticamente, dato che tutte le miniere di Salgemma col tempo vengono svuotate sotto, no? Le lenti di Salgemma sono sotterranee, 200-400 metri sottoterra, cavandolo il sale solido con l'acqua a pressione, acqua dolce, usare l'acqua dolce in Toscana oggi per sciogliere il sale e mandarlo a Rosignano con i tubi d'amianto. È la cosa più imbecille che si potrebbe permettere in Toscana, no? Ma proprio se tu non volessi abbandonare, e noi si dice levatevi dalle miniere di Salgemma, se ben capito prima, cavatelo con l'acqua di mare, non con l'acqua dolce, perché l'acqua dolce abbiamo la priorità noi cittadini abbiamo la priorità sull'acqua dolce, no? Poi viene l'agricoltura e se ne resta la terza utente può essere l'industria, se ne resta. Invece qui siamo proprio completamente all'opposto negli utilizzi. Ecco,
tutte le miniere di salgemma col tempo, cavandoli da sotto il materiale solido salgemma, si crea una caverna vuota che col tempo sprofonda. Questa miniera, ci sono decine, se non centinaia, di camini di collasso in Val di Cecina provocati appunto dall'estrazione di sale a macchia di leopardo, no? Cavano dove lo trovano, fanno le perforazioni, dove lo trovano lo estraggono, e quindi da dove lo estraggono, magari anche dopo 7, 8 anni, 10, il camino sprofonda. Per decine o secoli d'anni non si può farci nulla su quei terreni. Questa è l'area, grosso modo, disgraziata della Val di Cecina, la parte più a monte, no? Coinvolta in questo ecocidio, che poi è che corrisponde, lo vedete, alla zona geotermica, quella delle 28 centrali. Non mi ci dilungo, già qualcosa vedete, Castelnuovo Val di Cecina, Pomarancio Larderello, eccetera, eccetera. E invece lato mare ovviamente c'è il fiume Cecina che sbocca a Cecco, con sé tutto quello che ovviamente ci viene riversato dall'industria e dalla geotermia. Dunque, la prima nocività non è tanto il mercurio, è la minimizzazione, la sottovalutazione del rischio, quella che lodevolmente mi pare il sindaco Cinassi non fa, cioè non sottovaluta il rischio, no? Mentre invece siamo circondati da minimizzazione e sottovalutazione, no? Contro la prevenzione primaria, contro il principio di precauzione, no? Che fino a prova contraria diciamo in Europa è vigente, no? Il principio di precauzione, e contro la prevenzione primaria, che non è quella che raccontava il professor Veronesi, non è quella, no? Raccontava delle frottole il professor Veronesi, che anche diceva che con le scorie nucleari ci avrebbe anche dormito insieme, no? Vabbè. Poi 3 mesi dopo scoppiò Fukushima e spazzò via anche la commissione presieduta da Veronesi. La prevenzione primaria è non esporre popolazioni e cittadini all'inquinamento di tutti i tipi. Lorenzo Tomatis era uno scienziato vero, a differenza di Veronesi, e affermava già 20 anni fa che non esiste una soglia ammissibile per le sostanze cancerogene. È un principio basilare che è un cardine di medicina democratica. Portatemi un legambientino che sostiene questo principio, il principio di Tomatis. Un legambientino, se c'è qui anche dopo dica qualcosa, insomma. Va bene. Allora, Olivia, 17 anni, morta per leucemia a Cecina nel settembre 14. Poi era anche di famiglia benestante, quindi non era particolarmente esposta al mangiare male, no? O queste cose qui. È l'ambiente che viveva a Cecina che l'ha uccisa. Idrargilismo. Questo forse è la slide più importante per voi della Val di Paglia, se così si può dire, perché come questo caso ne potrebbero, ne dovrebbero, e si spera se ne evidenzino decine e decine della Val di Paglia. Questo è un caso che ci abbiamo lavorato come matti per anni, ma alla fine l'abbiamo vinta. Questo è il primo riconosciuto dall'INAIL, esposto all'idrargilismo
che è la malattia tipica dell'esposizione al mercurio, è il primo riconosciuto dall'INAIL che sia stato, che abbia vissuto e lavorato fuori da una fabbrica dove si maneggia il mercurio, no? Dove si maneggia il mercurio è quasi normale, se si è ben appoggiati, se ci sa un patronato onesto, se ci sa un sindacato onesto, eccetera, è abbastanza facile essere riconosciuti dall'INAIL come esposti all'idragilismo. Ma un individuo che non ha mai messo i piedi in una fabbrica dove si maneggia il mercurio è la prima volta, assolutamente, in tutto il acqueo, e l'abbiamo fatto emergere in Val di Cecina. Questo agricoltore lavorava intorno al Pozzo Canova, non mi ci sono dilungato per essere logorroico, insomma, no? Mi ci sono dilungato perché c'era un motivo, no? Di siti come quello del Canova, c'è un fiume lungo decine di chilometri che è il Paglia, dove cavatori, ruspisti, agricoltori lavorano tutti i giorni e possono essere esposti a polveri mercuriose, no? E quindi ammalarsi potenzialmente, speriamo di no, ma facciamola, è una bella indagine a tappeto su questi tipi di lavoratori che lavorano in attività al fiume Paglia. Quindi ora questo agricoltore ha una piccola pensione INAIL per essere stato riconosciuto, come dicevo prima. Ovviamente ogni persona reagisce al mercurio, come anche ad altri inquinanti, a modo proprio. Questo agricoltore poteva anche reagire poco al mercurio, altri potevano reagire anche in maniera più grave, no? Diventando pazzi. Il cappellaio matto, lo sapete, no? La favola del cappellaio matto, no? Il cappellaio matto perché prima si intostiva i capelli con una soluzione al mercurio, no? Va bene, ecco perché i cappellai, no? Si diceva che prima diventassero mentre ci può essere anche persone che reagiscono più lievemente di questo agricoltore, come anche di persone che reagiscono più gravemente, con tutta una serie di patologie di cui poi potremo parlare. La Val di Cecina è esclusa dai SIN, ma appunto a Rosignano, anche qui sopportatemi, diciamo, se mi dilungo un pochino su certe cose, ma vedrete che perché nella conclusione si arriva alla gravità enorme, incredibile della geotermia. Si arriva al Paglia, direttamente al cuore del Paglia. Allora, Rosignano, appunto la vicenda del mercurio, delle nuove emissioni di mercurio si è conclusa nel 2007, quando in base alle nostre lotte e in base alle direttive europee la Solvay finalmente, l'evento pubblico-privato, ha fermato le micidiali celle a mercurio. Ve lo potevo dire anche quando si passa da Minamata, ma ve lo dico subito. Sui testi scientifici internazionali che si occupano di nocività del mercurio si cita Minamata accanto alla valle di Vada. Non sia mai che si citi Rosignano, no? Ma Vada e Rosignano è un unico luogo inquinato, no? Non c'è inquinamento in sé a Vada. Vada è un paesino turistico, insomma, è stato sacrificato sull'altare della Solvay.
è Rosignano Solvay, che invece è profondamente inquinata da mercurio, 400 tonnellate. È scritto nei verbali del Ministero dell'Ambiente, quindi non c'è nessun dubbio, abbiamo scritto alle procure, abbiamo scritto dappertutto, no? Finora, no? Però qualcosina si sta cavando, qualche ragnetto dal buco. Ora la Solvay ha patteggiato per aver inquinato per decenni il mare, non solo con il mercurio, ma anche con altre sostanze. Comunque 400 tonnellate di mercurio sono ancora tutte lì alle spiagge bianche. Abbiamo raccolto qui una trentina di studi, riassunto e tradotto dall'inglese, no? Perché gli studi scientifici si fanno in inglese, è un po', però è così, è un po' antipatico. Però noi li traduciamo, li abbiamo tradotti, sono a disposizione di tutti in questo libro, che si intitola Mercurio a Rosignano, una tragedia infinita. Poi cliccate Maurizio Marchi, vi viene fuori. La FAO, di una trentina di questi studi, uno è della FAO, che già nell'84 diceva, la FAO è l'organizzazione dell'ONU che si occupa dell'alimentazione umana, no? Cioè diceva nell'84 che il mercurio nella zona di Vada, Rosignano, della costa toscana, resterà nella catena alimentare per decenni. Quindi, già andando un po' al cuore, insomma, no? Nel 2007 è stata chiusa, emetteva la Solvay di Rosignano 130 kg di mercurio in mare e 130 in aria. Vedete che si sta arrivando allo studio di Borgia, no? Attualmente 130 in aria. Lo stabilimento di Saline, che era piccolino a confronto di quello di Rosignano, emetteva 13 kg in acqua l'anno e altrettanti in aria come vapori di mercurio, no? Quindi sommano 143 kg di mercurio. Sicuramente quello di Rosignano è tutte le spiagge bianche ancora, no? Quello di Saline, che pur è stato chiuso nel 2009, convertito a membrana, quel mercurio lì è tutto assolutamente nel fiume Cecina, fiume Cecina. Quindi non ce lo leva nessuno, anzi ce lo spargono perché nel 2013 hanno fatto dei mega lavori per la costruzione del porto turistico di Cecina, no? Forse qualcuno l'avrà visto, se non l'ha visto non ha perso nulla. Praticamente hanno dragato la bocca del Cecina e ecco, quello sì è, non venite sulle spiagge di Cecina, Marina, non ci venite, sono pieni di mercurio. Sono state dragate in sostanza nel 2013 diciamo, i sedimenti, perché è i sedimenti che dovete guardare anche nel Paglia. Non guardate l'acqua, non analizzate l'acqua, perdereste tempo e soldi, analizzate i sedimenti. Il mercurio si deposita nei sedimenti, è un metallo pesante. Un litro di mercurio pesa 28 kg. Se ci avessimo una bottiglia qui da 1 litro, vi farei vedere 28 kg di mercurio. Quindi non cercatelo nell'acqua, nei sedimenti, che sono la memoria di un fiume, di un lago, del mare, eccetera. Ecco, questi hanno dragato la bocca del Cecina e hanno sparso questa robaccia, questi dragaggi sulla spiaggia di Cecina. Qual è la gravità, no? Da un punto di vista medico? Qui c'è Luigi Sartorelli, che è un decano proprio della medicina dei lavoratori,
nell'81 scriveva già che un grammo è mortale. È riportato qui testuale la nocività per i lavoratori e ovviamente anche per le popolazioni, no? Un grammo accumulato nel corpo umano è mortale, no? Io ce ne avrò, mettiamo addosso, 99 centigrammi, sono vicino, insomma, no? Si vede anche un po' dall'essere nervoso, insomma, no? Mentre, attenzione, anche questa è un'altra pista da seguire, appena 20 milligrammi danno effetti sul sistema nervoso, sui reni e sul feto nelle donne. Possono nascere ad esempio i bambini malformati. C'è un registro toscano, meno male, ce lo stiamo studiando, vi manderemo dei file dei nostri studi sulle malformazioni che chiamano congenite, ma non sono, la regione toscana le chiama malformazioni congenite, ma non sono congenite, sono indotte, trasmesse involontariamente dalla madre tramite il cordone umbilicale al bambino, al feto. Basta? Ci diceva il professor Lugazio, l'abbiamo rilanciato il professor Lugazio anche su questo libro, eccetera, ci diceva, non lo so se sono troppo lungo, io mi fermo quando volete. Allora, ci diceva il professor Lugazio, che ha dato la vita, insomma, dello studio nell'approfondimento della nocività da mercurio in Val di Cecina, ci diceva, guardate, basta che una molecola, no? Non un grammo, non un milligrammo, una molecola di mercurio penetri, perché ha questa facoltà transplacentale, di entrare nella placenta della donna, no? Quando il feto ha poche settimane, 3, 4, 5 settimane, che il feto si evolve malformato. Una molecola, non un milligrammo. Allora, ecco, bambini malformati a Minamata. Su Sartorelli e su altri si trovano le grandi disgrazie planetarie provocate dall'inquinamento da mercurio, prima di tutto Minamata, in Giappone, no? E poi si trova anche, almeno su Sartorelli, la Baia di Vada, simpaticamente ridenominata la Baia di Vada, Rosinha. Ecco, questa è una bambina malformata nel sistema nervoso e quindi di conseguenza in tutto il corpo, perché tutto il corpo si contrae, no? I muscoli, cioè i nervi, ovviamente i nervi si contraggono, eccetera, no? Non c'è soltanto mercurio, c'è anche l'arsenico e la Toscana è la massima emettitrice in Italia. La Toscana è la massima emettitrice in Italia con il 46%. Qui andiamo veloci. Questa è la nuova geotermia che circonda tutta Volterra, che è la perla. Vi rendete conto, no? Volterra è la perla della Val di Cecina, no? La stanno circondando completamente dalle nuove concessioni geotermiche. Volterra non riescono nemmeno, guardiamo se col mouse riescono, ma non credo. Volterra è questo quadratino verde qui, lo vedete? Lo vedete il mouse? Sì, te si sei più vicina, ma ecco, va bene, quella è Volterra, poverina. Qui poi c'è una distinzione, no, ecco, va bene, delle varie concessioni intorno a Volterra, ma andiamo di lungo. Queste sono le emissioni ufficiali della geotermia, allegate al decreto regionale del 2010. No? Quindi su questo non ci piove solo, su questo Marchi non ha mai ricevuto nemmeno mezza querela. Io cito i loro dati, no? E poi si
siano le persone a giudicare, sono tanti o sono pochi. Loro non hanno pubblicato questi dati pensando che siano pochi. Mercurio, poca roba, arsenico, poca roba, no? Per noi è troppa roba, per noi è roba assolutamente indigeribile, inaccettabile, no? E si arriva, infatti, è molto piccolo, ma comunque si arriva a 1500 kg l'anno nell'anno 2007 dalla geotermia. 1500 kg l'anno, area nord e area sud, area nord la Derelva, area sud Amiata. Grosso modo per il mercurio si equivalgono, per il mercurio si equivalgono 750 kg a testa, insomma, diciamo, no? Area nord e area sud. Quindi avviandoci un po' alla conclusione, confrontiamo le emissioni. La geotermia nel 2007 ha emesso 1500 kg di mercurio, rossi. Io li prenderei per il bavero, e questo è il dato. Non dare più nessuna concessione e ferma le centrali che emettono più mercurio, subito, fermale subito, domattina, e invece sta dando ancora nuove concessioni, va bene, e facciamo appunto il confronto con le elettrolisi, sempre al 2007, nello stesso anno, no? Le due elettrolisi a mercurio della Val di Cecina, le due elettrolisi, siamo a 143 kg in acqua e 143 kg in aria. Quindi la conclusione è che le emissioni di mercurio della geotermia, basandosi sui dati ufficiali, sono 5 volte più elevati delle elettrolisi che siamo riusciti a far convertire a membrana con le nostre lotte. Le emissioni della geotermia sono 5 volte più numerose, più elevate, più letali. L'ultima slide, questa bisognerebbe proprio che ve la lasciassi, perché va meditata, va capita, va sofferta, insomma, no? Sono malattie da mercurio osservate in viventi, in ricoverati, in viventi, quindi sulla nostra carne, no? Facciamo un corteo, anche 10 persone di queste, se riuscissero a venire a Firenze, non ci riescono, andiamo noi per loro, insomma, a dire a Rossi: guarda a cosa ci stai esponendo, siamo sempre vivi ancora per poco, a cosa stai esponendo noi e quelli intorno a noi, insomma. Vi leggo soltanto il primo. Matrice aria, mercurio, tumore del sistema nervoso centrale, cioè del cervello, no? Nei maschi, a pagina 7 dell'indagine regionale allegato 6, nelle aree con valori più elevati di mercurio nell'aria terzo terzile, cioè quello proprio più inquinato dal mercurio, no? Hanno diviso gli epidemiologi, no? Il territorio in 3 terzili, no? Il primo terzile è quello meno inquinato, il secondo terzile è quello mediamente inquinato, il terzo terzile è proprio quello che fa schifo, no? Proprio pieno di mercurio, di arsenico, no? E di altre sostanze tossiche da geotermia. Ecco, allora, nell'aria, diciamo, confrontando gli ammalati, diciamo, i ricoverati provenienti dal primo terzile rispetto a quelli provenienti dal terzo terzile, si nota
un eccesso di rischio del 383%. Chi abita, in altre parole, no? Chi abita in luoghi particolarmente inquinati dal mercurio ha quasi 4 volte più possibilità di ammalarsi di tumore al sistema nervoso, come è successo con un'altra patologia a quella ragazza di 17 anni che vi ho fatto vedere prima, no? 17 anni, era leucemia, ma si potrebbe continuare con altre malattie. La leucemia addirittura, non mi ricordo se è correlata all'arsenico, c'è un rischio, un eccesso di rischio 1100% rispetto al terzile meno esposto, no? Rispetto a quello più esposto. Ecco, io per ora mi fermo, spero poi anche per sempre, insomma, penso di aver parlato anche troppo. Ecco, comunque le 52 tonnellate di cui parlerà Borgia dopo, 52 tonnellate e mezzo, vanno in qualche modo rapportate a quelle emesse in generale dalla geotermia e emesse in particolare dalle elettrolisi che hanno impestato la Val di Cecina fino all'altro giorno. Grazie, scusate.